buonasera a tutti. Questo inetto lunedì sera, gara da dentro fuori, gli ottavi di finale di Coppa Veneto Serie C2, la sfida tra il Don Bosco Calcio a 5 padroni di casa e il Martellago. Squadre in campo, Don Bosco che giocherà con la maglietta azzurra, pantaloncini e calzettoni neri, mentre i due portieri in completo giallo. Il Martellago risponde con il kit bianco-oro, pantaloncini e calzettoni bianchi, e i portieri in completo amanato. Subito novità di formazione, perché mister Canuto convoca e schiera subito tra i 12 convocati due nuovi acquisti del mercato invernale. Sono arrivati in tabella Gabriele dal Mestre Fenice e Pietro Casadoro, che era fermo da un po' di anni, ma anche lui un ex Fenice Venezia Mestre. Gli altri, che diciamo tutti, sono Ilias Mairam, appunto tabella Gabriele col numero 4, Nascimben, Ferro, Bartolo, Marinello, Salviato Alessio, Favaro Thomas, Natale Bartolo, Davide Barbazza, Casadoro Pietro col numero 25, con il numero 30 Alberto Benato. Il mister è Matteo Canuto, dirige la gara il signor Riccardo Pinna della sezione di Vicenza, col Martellago che attacca da destra a sinistra e la palla si perde subito sul fondo. Andiamo anche a leggere giustamente la formazione di casa, con Olivan, Matteo, Ventura, Stefano, Roverso, Gianni, Albani, Purini, El Buraini, Conte, Radikovic, Schiavo, Sagiorato e Fedeli. Nuove palle la squadra di casa. Bello così, è giusto così. Marinello intanto spalla la porta, Marinello cerca Salviato, l'esterno, deviazione, calcio d'angolo, la parata di Fedeli che mette in corner. Siamo partiti con Natale Bartolo, Nascimben, Marinello, Salviato e Benato, questi 5 scelti da Matteo Canuto per questo ottavo gara secca di Coppa Veneto. Dalla bandierina Nascimben altissimo, altissimo, il tentativo può ripartire Fedeli. Palla adesso al Don Bosco, allenato da mister Giorgio Marcati. Ancora il Don Bosco con il possesso palla, con il numero 10 che scarica adesso verso il numero 5 Albani scarica e Buraiti, Ayub, ancora Ayub, palla adesso sulla sinistra. Non ce la fa, riparte il Don Bosco, ancora la cavalcata in avanti della sinistra, deviazione di Nascimben che favorisce facile la presa di Natale Bartolo, che fa ripartire Benato sulla sinistra. Benato, il blocco di Marinello, Benato scarica all'indietro, Nascimben non riesce a trovare Salviato. Benato, il tiro, deviazione, la parata del portiere locale. Attenzione, Bartolo risponde e
presenta Schiavo, terzo in classifica capocannonieri con 23 reti in attivo, incredibile, veramente tanti complimenti a lui. Oggi dunque giornata insieme a mercoledì di ottavi di finale, 4 partite oggi, 4 mercoledì. Oggi giocano anche il Baita Saviabona con lo Sporting Cairano, Crocetta, Compagnia Malo che era in girone con noi contro l'Atletico Bassano, Don Romeo Martellago, lo state vedendo sul nostro canale YouTube, Mirano contro United Borgorico Campetra. Dati presi dal sito tuttocampo.it. Attenzione al numero 6 con occasione in area di rigore, non riesce ad agganciare la sfera. Si prosegue con una rimessa laterale per i nostri ragazzi. Mercoledì 11 Adriauto contro Cuore Celtic Verona, Futsal Trissino contro il Gemelle, Monticano Futsal Flame, scusate. Tanto Marinello cade a terra, primo fallo della gara. Dicevo Monticano contro Futsal Flame e Futsal Vedelago Ginnastica contro Sporting Scorzè. Queste sono le partite di mercoledì 11. Noi poi ci rivediamo in casa venerdì all'Antares contro il Pernumia già affrontato anche in questa competizione della Coppa con una vittoria in trasferta, però in trasferta in campionato ci abbiamo perso. Torniamo in cronaca con la punizione affilata a Nashin Boom, parte Nashin Boom, è una finta, attenzione Salviato, il tiro alto di poco. Palla dunque a Fedeli che rimette in campo la sfera verso i suoi compagni. Marinello pronto ad affrontare il suo rivale davanti. Ancora attenzione, Don Bosco in avanti, non arriva sul pallone per poco, aiuto. E si riparte ancora con una rimessa laterale, tanto pronti i 3 cambi. Brutta palla persa, Bartolo non si accorge, Benato aveva il pallone dietro di lui. Può ripartire dunque Tamburini, il giro palla del Don Bosco, attacca ancora sulla sinistra, Ayub dalla palla ad Albani scarica verso Tamburini, pallone resta in campo, ancora Ayub, Tamburini contro Benato, il pressing di Marinello, Ayub, Salviato, intercetta, Salviato il tiro, la palla rimane lì, Marinello, gol! Mattia, la sblocchiamo, 1-0 per noi, Mattia Marinello, grande palla rubata da Salviato e adesso cambi dunque Capitan Bartolo, Beppe Ferro, Barbazza e Thomas Favaro, 1-0, grande giocata di Salviato che ruba palla, la respinta di Fedeli sui piedi di Marinello che non può sbagliare, 1-0 per noi. Ayub scarica palla, il movimento di un suo compagno sulla destra contenuto da Ferro che in scivolata lo ferma. Laterale per il Martellago, rimpallo con Beppe Ferro che fa rimpallare il pallone sui piedi di Tamburini. Bartolo, Natale, lancio lungo di testa Ferro, non riesce a correggere il tiro, pallone alto, può ripartire Fedeli. Cambi anche per i padroni di casa che avanzano adesso sulla sinistra, lo scarico all'indietro verso il capitano Albani, poi ancora Tamburini, Bartolo! Altro tentativo fuori di poco, una bella partita, occasioni da una parte e dall'altra, in vantaggio il Martellago quando sono passati 9 minuti all'inizio del primo tempo. Ancora adesso la squadra di Canuto con Favaro per Ferro per Barbazza, ancora Davidino sulla sinistra, all'indietro verso Bartolo, il capitano gestisce la sfera, l'esterno per
Favaro che appoggia a Bartolo, il pallone lungo, diventa un pallonetto, facile presa per Fedeli che rimette il pallone in campo verso il numero 10 Schiavo. Schiavo appoggia un suo compagno, attacca sempre dalla sinistra, il tiro fuori. Ricomincia possesso palla la squadra di Matteo Canuto con il capitano che allarga verso Thomas Favaro. Favaro cerca Barbazza, Barbazza all'indietro ancora per Tommy, Tommy per Bartolo, un po' in difficoltà Bartolo, la mette fuori senza rischiare. Rimessa laterale per il Don Bosco che attacca adesso con Schiavo, Schiavo allarga sulla sinistra, non perfetto il controllo del suo compagno, ancora Schiavo pressato da Favaro, da Barbazza, pallone all'indietro, il pallone è uscito, calcio d'angolo, non se ne è accorto l'arbitro, il pallone era fuori, non se ne è accorto il direttore di gara. Attenzione adesso al numero 9 che avanza, qui al Palla San Marco nel comune di Sossano in provincia di Vicenza. Ancora Don Bosco in avanti con la chiusura di Beppe Ferro. Ancora il numero 5, carica il tiro, Bartolo ci mette le mani. Bartolo ci mette le mani, suo capitano Albani che si guadagna un calcio d'angolo. Va Albani dal corner. Vediamo cosa la sua opzione. Il numero 9 è libero, va al tiro, si guadagna un altro calcio d'angolo. È uscito bene dalle marcature del Martellago. Il tentativo di Rada Jukovic. Un pallonetto verso Schiavo, al volo di sinistro, Bartolo la lascia lì, bravissimo Beppe Ferro. Bravissimo Beppe Ferro. Altro corner per il Don Romeo. Rada Jukovic, ancora l'ex Cornedo, il traversone, è tutto buono, la porta è vuota, fallo, arriva con qualche secondo di ritardo, secondo fallo del Don Bosco. Il pressing del Don Bosco su questa punizione difensiva del Martellago, palla spazzata via da Bartolo, rimessa laterale per i padroni di casa. 1-0 il punteggio per noi, 2-0 i falli fatti dai padroni di casa, 0 da noi. Ripartono loro con il possesso palla, Rada Jukovic allarga per il numero 10 Schiavo, ancora con il mancino, Schiavo serie di finte, porta palla in avanti, scarica ancora su l'ex giocatore del Cornero, l'1-2 con Schiavo che si alza il pallone, prova, Ferro lo ferma. Rimessa laterale per il Don Bosco. Già pronti altri 4 cambi per mister Canuto. Schiavo, la conclusione, chiude Favaro. Poi un tentativo largo dalla distanza del Don Romeo. Cambi anche per i padroni di casa, entra il numero 2 Stefano Ventura mentre ricambia il quartetto Canuto dentro i titolari del primo tempo. Nascimben Benato, Marinello Salviato, oltre a Natale Bartolo tra i pali. Altro pressing di Salviato, prima ha portato al gol dell'1-0. Benato intercetta un buon pallone. Benato cade a terra, protestano per un fallo di mano che c'era a mio avviso. Riparte il Don Bosco però, attenzione Marinello, ferma tutto. Poi Salviato si guadagna una rimessa laterale. Salviato, Nascimben col sinistro cerca e trova Marinello, spalle alla porta, va via Mari, sulla sinistra Mari ancora appoggia il pallone nella terra di nessuno, la recupera il Don Bosco che riparte. Schiavo sulla destra, attenzione al suo mancino, Schiavo se lo prepara, Schiavo sinistro largo di poco.
Se l'era preparato bene. Bartolo. Porta vuota! Gol del 2-0! Incredibile! 2-0 Benato! Si scontra il portiere locale in uscita con il numero 2, porta vuota e 2-0 per noi. Benato raddoppia. Ancora Benato in avanti, Benato, la parata del portiere che fa sua la sfera. Schiavo, ancora Schiavo, il tacco, Nascimben, Marinello, il pallone resta vivo, ancora Schiavo, lo recupera. Cerca qualche suo compagno libero, poi ci pensa, suolata all'indietro, il pallone verso il numero 2, pressato, palla indietro al portiere Fedeli. Conte, altra palla persa, Marinello, suolata, Salviato, vantaggio, fallo netto su Marinello, ha fatto cenno l'arbitro e adesso fischia il terzo fallo cumulativo. E giallo anche forse, no scusate, aveva una mano al taschino. Forse ci ha ripensato, aveva una mano al taschino il direttore di gara. Si riparte per una fallo laterale. Marinello, tutto è nato dall'ennesima palla persa in difesa del Don Bosco. Nascimben, ancora Nascimben, 1-2 con Salviato, Marinello con il petto, non c'è fallo questa volta, sembrava più netto del primo. Riparte il loro numero 8 sulla destra, Benato, contropiede Benato, è solo 1 contro 1, arriva Salviato, il tiro fuori di poco. Stiamo giocando tantissimo sui loro errori, Riparte il Don Romeo, sempre sulla sinistra, attenzione, serie di finte contro Nascimben, un rimpallo vincente, il tiro, fallo, fuori area, credo, rigore, vediamo, è fuori area, dice il direttore, fuori area, giusto sulla riga, fallo di Nascimben, se non ho visto male sul numero 11 Saggiorato Elia, e Schiavo si è già preso il pallone, calcio di punizione pericoloso per il Don Romeo. Quando siamo al 17° minuto del primo tempo, 2-0 Martellago, 3 falli fatti dai padroni di casa, 1 dal Martellago. Sistema la barriera Natale, Bartolo, vediamo se tenterà il tiro in porta Schiavo oppure ci sarà uno schema. Anche Natale in barriera, parte Schiavo, il sinistro, gol. Abbiamo lasciato l'angolo libero. Marinello, ricominciamo a giocare. Nascimben da fuori, ancora il Don Romeo che riparte, Rada Jukovic, serie di finte, arriva anche Marinello, bravissimo a passarli davanti, il pallone schizza fuori. L'arbitro assegna la rimessa al Don Romeo, chiede scusa, l'assegna al Martellago. Salviato, il pallonetto verso Marinello di testa, attenzione, la palla rimane viva, evitano il calcio d'angolo sull'uscita incerta di Fedeli. Pallone uscito in fallo laterale. Benato sul punto di battuta, fuori Nascimben. Eccolo qui, il numero 6 del Martellago, cambia lato, va da Alessio Salviato. Ci pensa un attimo, allarga di nuovo per Nascimben, ancora il nostro numero 6, se ne va via a sinistra al centro, Fedeli. Da Jukovic, riparte il Don Bosco.
pallone a metà, Schiavo lo recupera ancora Schiavo, cambia lato, attenzione ancora Rada Jukovic, il tiro respinto, il sinistro, Nascimbe, calcio d'angolo. Angolo per il Don Romeo, Schiavo, l'1-2, ancora Schiavo. Nascimben sbaglia il pallone, riparte Schiavo sulla destra, Schiavo, ancora Don Romeo in avanti, Rada Jukovic, sinistro, Bartolo, attenzione, il pallone rimane lì, Nascimben, si riparte, Salviato, l'esterno. Cosa è successo? Ammonizione in panchina, chiedevano un fallo su Rada Jukovic, è ammonito per proteste un componente della panchina. Si riparte dal calcio d'angolo per il Martellago. Salviato indietro, Nascimben, Barbazza, Salviato, ancora il possesso palla del Martellago, Nasci, Benato, Nascimben, all'indietro per Bartolo, lancio lungo di Natale, alto, può ripartire Fedeli. Schiavo, spalle alla porta, bravo Barbazza a intercettare il triangolo, calcio d'angolo per il Don Bosco. Fuori Benato, dentro Favaro. Scusate, mi correggo. Don Romeo. Schiavo, sinistro, Bartolo cosa ha preso? Bravissimo. Sempre bravo Schiavo a prepararsi il sinistro, calcia quasi sempre sul primo palo come nell'occasione del gol. Attenzione all'angolo, sempre per Schiavo, sinistro da fuori, serie di finte, Schiavo chiuso. Cercano il secondo palo senza successo, cambio dei centrali dentro il capitano. Salviato, ancora Salviato, avanza Salviato, Favaro, lancio lungo, Nascimbe, scusate, il capitano, solo il tiro, deviazione su Bartolo, bellissima azione dei ragazzi che ha portato al tiro il capitano. Calcio d'angolo affidato ad Ale Salviato, all'indietro per il capitano Bartolo, cambia lato su Barbazza, Salviato troppo forte il diagonale. Fedeli, lancio lungo, troppo lungo, Bartolo la lascia sfilare, la raccoglie lui adesso quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Favaro, dentro ferro per Salviato, Barbazza, cambia lato, eccolo Beppe, avanza troppo, il pallone è fuori, fallo laterale per il Don Romeo. Tanto arriva un altro risultato aggiornato, Compagnia Malo 0, Atletico Bassano 3. Bartolo intercetta un buon pallone, lo affida a Natale, lancio lungo, Barbazza la mette giù che aggancio, Barbazza la parata di Fedeli con i piedi. Poi Schiavo, spalle alla porta, sulla linea della metacampo, va via, che giocata, che numero incredibile, il pallone è alto, poi Bartolo con le mani, giocata da urlo di Schiavo, spalle alla porta, perdiamo un altro pallone ed è sempre lui a lottare in mezzo al campo, fallo, gli ha tirato la maglia
gli ha tirato la maglia Favaro, che esce adesso a rifiatare. Sul pallone il numero 11 Saggiorato. Secondo fallo del Martellago. Ancora Saggiorato, cambia lato, pallone arriva sulla sinistra, un suo compagno, ancora il numero 11 che scambia la sfera con un suo compagno, pallone ad Ayub sulla destra, serie di finte, Ayub carica il destro, un'altra finta, Saggiorato sinistro, deviazione di Barbazza, poi Ayub ancora, Ferro, gli toglie il pallone, lo porta in fallo laterale. Ventura, ancora Ventura, torna indietro da Saggiorato che cambia lato, non riesce ad agganciare il pallone Tamburini, la rimessa laterale per il Martellago, se ne incarica Ferro, cambia lato, va da Thomas Favaro, l'1-2 con il capitano, ancora Thomas, bel pallone per Barbazza, torna indietro da Bartolo, Bartolo il destro quasi a giro a cercare un suo compagno libero, non lo trova, palla regalata al Don Romeo che riparte con un fallo laterale. Pronto Marinello in piedi a rientrare, ha sbloccato il match, ha segnato il gol dello 0-1. Ancora gran giocata del numero 11, mamma mia, gran giocata di Saggiorato che salta l'uomo e mette praticamente un compagno davanti a Bartolo, pallone troppo lungo per fortuna per noi, ma solo applausi per questo giocatore molto tecnico, oltre ovviamente a Schiavo. Barbazza, Ayub si mette davanti, fa un grande intervento difensivo, Fedeli scarica palla su Saggiorato, perde un rimpallo, Ferro all'indietro, Favaro allora in mezzo a due, anche lui perde il pallone, riparte il Don Romeo, con un fallo a metà campo, fallo. Calcio di punizione appena dopo la metà campo, sul pallone ci va Saggiorato, time out in favore del Don Romeo. Arrivano gli altri risultati di lunedì 9 febbraio in questi ottavi di finale: Baita Saviabona 2, Sporting Cairano Crocetta 0, Compagnia Malo 0, Atletico Bassano 3, Don Romeo Martellago, la state guardando, 1-2, Mirano United Borgorico 0-0. Mercoledì le altre 4 partite. Qui mancano 3 minuti, ci sarà un minuto di recupero sicuro per il time out. Martellago in vantaggio, parziali 2-0, la sblocca Marinello, raddoppia Benato, poi il gol di Schiavo su calcio di punizione, 2-1, 3-3 i falli. Fischia il direttore di gara la fine del time out, il signor Riccardo Pinna della sezione di Vicenza. Noi ripartiamo con Bartolo tra i pali, Capitan Bartolo, Favaro, Marinello e Ferro in campo. Rientra Schiavo. Calcio di punizione appena dopo la metà campo, un po' defilata sulla destra, affidata al capitano Albani. In barriera Beppe Ferro. Quindi il mister credo loro abbia chiamato il time out apposta per uno schema, vediamo, parte Albani con il destro in porta, fuori. Era entrato solo per lo schema di punizione, Schiavo si riaccomoda in panchina, dentro Ayub, Marinello mette giù il pallone in mezzo a due, la recuperiamo subito dopo averla persa per un attimo. Beppe, Bartolo, ancora Marinello, Bartolo, lungo linea, non arriva nessuno, rimessa laterale per loro, per il Don Romeo. (1:20 alla fine, più l'eventuale, anzi sicuro ci sarà un minuto di recupero per il time out. Fallo di Bartolo
su Saggiorato. Quarto fallo Martellago. Dobbiamo fare attenzione perché loro hanno dei dribblatori molto bravi, tra cui appunto Schiavo e Saggiorato. 2 sul pallone, ma Schiavo è mancino, quindi vediamo dove si posizionerà. Di sicuro non lì. Si sposta adesso. Vediamo capitano Albani, la scelta. Ecco il pallone. Questa volta ci va col destro. Marinello lo chiude, Ayub mette il pallone al centro per il numero 6 Tamburini. Rimessa laterale. Il direttore di gara si accerta delle condizioni di Nicolò Bartolo. Tutto ok, si ricomincia. Il giro palla verso Ayub, ancora scarica all'indietro per la botta da fuori alta del capitano del Don Romeo. Riparte Natale. La partita termina in questo momento. Vediamo quindi il minuto di recupero. Scadono i 30 minuti del primo tempo. 2-1 per i ragazzi, ma si gioca ancora per il time out. Vediamo. Ancora il numero 5 in avanti, attenzione, spalle alla porta, Tamburini, ancora Tamburini all'indietro per Albani. Ayub si sposta sulla sinistra, calcia, rimessa laterale. Serie di finte del numero 11, grande intervento di Favaro che li fa perdere l'attimo prima di calciare. Mamma mia, davvero bravo. Scade il minuto di recupero, vediamo, si gioca ancora. Finisce qui il primo tempo. Bel primo tempo, ricco di emozioni, pausa per noi.
Ben ritornati qui dal Pala San Marco, dal comune di Sossano in provincia di Vicenza per il secondo tempo degli ottavi di finale di Coppa Veneto Serie C2. Il Martellago in vantaggio per 2-1 contro il Don Romeo. Don Romeo che attacca adesso a destra e a sinistra in maglia azzurra. Risponde il Martellago in maglia bianco-oro. Martellago in vantaggio per 2-1, partita ad alto ritmo. Ricominciamo con Bartolo tra i pali, poi Benato, Nascimben, Marinello e Salviato. Marinello e Benato i marcatori nel primo tempo. Siamo andati su 2-0, poi su punizione ha accorciato Schiavo, il loro giocatore più tecnico. Bella partita, tante emozioni. Nascimben, Marinello. Salviato, bellissimo 1-2, troppo lungo con Marinello, peccato. Riparte il Don Romeo sulla sinistra, Schiavo, attenzione al suo mancino, se lo prepara sempre bene, Schiavo appoggia per il numero 6 Tamburini che cambia lato, torna da Ayub, serie di finte, il destro Bartolo in calcio d'angolo. Ancora Schiavo, Ayub, prepara lui il sinistro, Marinello lo chiude. Ancora Ayub sulla sinistra, chiama col braccio il movimento dei suoi compagni. Va a sfidarlo Nascimben, Salviato, poi Benato, spazza via tutto, il pallone è uscito prima. Rimessa laterale in zona d'attacco per Ventura, da fare attenzione alle marcature. Schiavo cambia lato, ancora Ventura, il destro Bartolo, e Schiavo a battere il calcio d'angolo. Ayub, Ventura all'indietro per Ayub, poi sbaglia il controllo, Tamburini, il pallone è uscito, fallo laterale per noi. Salviato, Nasci, cambia lato, Benato la mette giù ancora, Benato, Ventura li porta via la sfera, Schiavo! E calcio di rigore, fallo di Natale Bartolo, calcio di rigore. Incredibile. Abbiamo perso un pallone brutto, sono ripartiti loro e si guadagnano il calcio di rigore, il fallo di Natale Bartolo. E sul pallone penso ci andrà Schiavo. Gli è frenato addosso Bartolo. Quindi la possibilità della doppietta per Edoardo Schiavo, classe 2003. Da quest'anno, ricordo, i rigori non sono contati come falli sul tabellone. Parte Schiavo, il sinistro, gol, 2-2. Doppietta di Schiavo. Una punizione. Una punizione, un rigore. Tacco poi di Benato, non trova nessuno. Rimessa laterale per il Don Romeo che ha pareggiato da 0-2 a 2-2. Ayub va via, Benato, Ayub la mette al centro, Nascimben salva tutto, il pallone poi tocca il soffitto del palazzetto.
Ancora Don Romeo in avanti, Bartolo, contropiede, vai, Benato, il tiro, Marinello, salvataggio incredibile in scivolata, credo di Tamburini sia stato a buttarsi in scivolata, riparte Schiavo, bravissimo Benato a chiudergli il mancino, partita bellissima, ripartenza da una parte e dall'altra, Salviato, Benato sulla destra, Benato prova a passare, non ci riesce. Benato, Nascimben prova a ripartire in mezzo a due, pallone esce, rimessa laterale per loro che hanno già battuto, bisogna fare attenzione. Schiavo cambia lato, va da Tamburini se non sbaglio, ancora il loro numero 6, indietro per Ayub per Ventura all'indietro, guadagnano molti metri, il filtrante per Tamburini, Schiavo, Marinello, bravo Benato, Marinello viene fermato ma la palla ce l'abbiamo ancora noi, Benato cerca il tiro, la respinta di Fedeli, poi il pallone è uscito, erano già ripartiti verso la nostra porta. L'esordio di Tavella, appena arrivato dal Mestre Fenice, sta per entrare in campo agli ordini di Matteo Canuto, vediamo chi uscirà. Gabriele Tavella, classe 2007. Si gioca intanto, Nascimben, la parata incredibile di Fedeli, cosa ha preso Fedeli? Poi altro angolo per noi. Nascimben, Salviato riesce a prenderla, riparte il Don Romeo adesso, Schiavo, spalle alla porta ancora, scarica all'indietro, Ayub sulla sinistra, Ayub prepara il destro, largo, fuori Benato, ecco l'esordio di Tavella, con il numero 4. Nasci, non si intende con Barbazza. Ventura sulla destra, Tamburini, Ayub contro Tavella, scarica all'indietro ancora, Schiavo allarga sulla destra, Tamburini, vuole l'1-2, Bartolo. Scontro involontario ovviamente, si rialza Bartolo. Bartolo. Alto, fuori, lancio lungo, si perde sul fondo dal suo pari ruolo Fedeli, Ventura, Ayub, Salviato viene chiuso, avevamo una possibilità di ripartire in via centrale, Salviato prova a strigliare i suoi adesso, Bartolo, Salviato allarga, eccolo qua Tavella, primo pallone, Tavella, carica il destro, Tavella, palo, il primo pallone toccato, si presenta così, chiede l'angolo che non c'è. Chiedeva il calcio d'angolo Salviato, lo va a calmare il direttore di gara. Riparte il Don Romeo allora. Tavella, ottimo anticipo, è entrato benissimo. Ancora il possesso palla, adesso il capitano del Don Romeo, Albani. Sbaglia il passaggio, Barbazza
Barbazza torna indietro, ancora Barbazza, recupera la sfera, la perde e la perdono anche loro. Se ne sono andati i primi 10 minuti del primo tempo, 2-2 il punteggio, 0-0 i falli. Tavella cerca il movimento dei suoi compagni, Barbazza non si intende col nostro numero 4. È già ripartita l'azione adesso. Albani. Pallone verso Schiavo. Poi Tavella, la recupera un'altra, Tavella si ferma, Tavella, altro calcio d'angolo, è entrato benissimo. Corner questa volta netto, calcio d'angolo netto questa volta. Chiama già schema Gabriele Tavella. Una grinta pazzesca, è arrivato dal Mestre Fenice. Il pallone per Barbazza che cade, il contropiede pericoloso, Schiavo, Nascimbello contiene ancora Schiavo, riesce comunque a tenere il pallone sempre incollato a quel sinistro, ha una calamita Schiavo al posto del piede, veramente bravo, complimenti. Pallone a metà strada, lo raccoglie il capitano di casa, prova a far ripartire i suoi, Favaro, pallone resta lì, si girano loro a porta vuota, Jubel, tiro incredibile. 3-2 la rimonta del Don Romeo. Siamo stati rimontati, eravamo sopra 2-0. Marinello, la suolata per Favaro. Tavella, prova a tenere palla, si gira Tavella in mezzo a due, la tiene per un attimo. Poi il numero 11, altro rimpallo a favore, incredibile. Si assomigliano molto nel modo di giocare, loro 10 e 11. Pallone sempre incollato al mancino. Bravissimi tecnicamente, bravissimi, complimenti a loro due. Schiavo e Saggiorato Elia. Ancora Saggiorato. Pallone in verticale per Conte che cade a terra, calcio di punizione. Ammonito il nostro vice allenatore Walter. Attenzione, espulso mister Canuto. Quindi rimane Walter Cappello ma con un cartellino giallo. Quindi rimane in panchina Walter Cappello, però con un cartellino giallo, si accomoda in tribuna il nostro mister Matteo Canuto. Calcio di punizione per il Don Romeo, pallone verso il numero 11 che col destro calcia alto sopra la traversa. Bartolo, Marinello, grande stop, Marinello al centro, il pallone arriva destro largo di Thomas Favaro. Favaro intercetta un buon pallone, Favaro calcia addosso all'avversario, peccato. Siamo stati pericolosi nel primo tempo con i palloni recuperati. Bravo Favaro, ne recupera un altro. Fallo laterale per il Don Romeo.
Possesso palla del Martellago. Marinello, ancora Mari, rischia tantissimo, poi un rimpallo aiuta Bartolo a ricevere la sfera che rimane in campo per poco. Marinello subisce il fallo, calcio di punizione, giallo, ammonito il loro numero 5 Albani, il capitano. Ammonizione che non mi spiego per un fallo a metà campo, ci sono stati altri falli più pericolosi. Secondo me qui cartellino giallo proprio non esisteva. Quindi calcio di punizione per Capitan Bartolo. Vediamo. Fischia il direttore di gara, parte Bartolo. Favaro. Si torna indietro da Natale. Basso per Bartolo, ancora il capitano, Favaro ancora sulla destra, Favaro, Bartolo, cerca e trova Marinello, Mari, ancora Favaro, azione insistita al Martellago, Favaro in mezzo, si alza il pallone, la rimessa laterale per il Martellago. Tavella, Bartolo allarga per Marinello, Favaro. Tenta il tiro da lontano, la respinta. Adesso abbassa la linea difensiva il Don Romeo. Colpo di tacco, Tavella al tiro. Deviazione in fallo laterale. Adesso loro hanno abbassato la linea difensiva, difendono molto bene, lasciano a noi il giro palla e cercheranno di colpirci in contropiede. Fedeli. Albani. Lancio lungo per Saggiorato che tiene il pallone sempre incollato al piede, vince un altro rimpallo incredibile. Bartolo voleva il fallo. Marinello, attenzione, spazio, Tavella si incespica per un attimo sul pallone, lo recuperiamo. Favaro, Mari, spalle alla porta, Mari destro largo, cambi. Dentro Nascimben, Salviato e Benato. Possesso palla del Don Romeo. Rada Jukovic all'indietro per Albani. Ventura, se non sbaglio, sulla destra. Prova a partire, sbaglia, Benato per un pelo non arriva sulla sfera. Bartolo intanto va a raccogliere un pallone pericoloso con la mano, serve Salviato, bravissimo il capitano Albani a chiuderlo. Nascimben sbaglia l'imbucata per Marinello. Mancano 11 minuti al termine della sfida. Don Romeo in vantaggio per 3-2. Dopo essere stato sotto per 2-0. Benato si incarica della battuta della sfera, della rimessa laterale. Nascimben, Salviato, Marinello non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per loro. L'arbitro non vuole perdite di tempo, ha già iniziato a contare. Rada Jukovic, spalle alla porta contro Nascimben. Saggiorato all'indietro, l'1-2 con il capitano, poi Ventura, bella azione, Salviato lo spara il pallone addosso al loro numero 11, la rimessa laterale per noi. Nascimben sbaglia il pallone per Salviato. Pronto Barbazza. Vediamo al posto di chi.
il Don Romeo che esce bene dal pressing del Martellago. Rada Jukovic, serie di finte, prepara il destro, un'altra finta, ancora il loro numero 9 che ancora va in avanti con una serie di finte e torna indietro alla fine. Fedeli, lancio lungo, fuori Marinello, dentro Barbazza. Natale per Nashin Ben, ancora Nashi, cerca, trova Benato, prova a passare, numero Benato mentre a sedere il portiere, all'indietro Salviato, porta vuota, non ci credo, calcio d'angolo per noi, l'avevamo costruita benissimo, ci avevamo messo un sacco a tirare. Salviato la mette giù con il petto, torna indietro da Bartolo, lancio troppo a lungo. Fedeli, anche lui lancia lungo, la mette giù, Saggiorato, l'ultimo tocco è suo. Nashin Ben, Benato, Barbazza, Benato, allarga per Salviato, rimessa laterale, viene chiuso anche lui. 7 minuti e 50 secondi alla fine della gara, padroni di casa in vantaggio di un gol. Benato, Barbazza, manca ancora tanto ragazzi, dobbiamo cercare gli spazi per far male ai nostri avversari. Benato, Salviato, scusate, Nashin Ben cambia lato verso Salviato, Benato la tiene solo per un momento, poi riconquista palla il padroni di casa che sbagliano questo lancio lungo, la rimessa laterale per noi, tutto all'indietro il Don Romeo. Nashi, Barbazza, Salviato, vuole l'1-2, lo sbagliamo, ripartono loro, Albani, contropiede Albani, calcio d'angolo. Angolo per il Don Romeo. Pallone quasi per Saggiorato. Calcio di punizione giallo per Rado Jukovic. 2 falli, 2 gialli ha preso il Don Romeo nel secondo tempo. Sei minuti e mezzo alla fine. Nashin Ben cerca un pallonetto, regala un pallone a Fedeli con il Martellago che rimane alto in pressione. Ne esce bene Rado Jukovic dalla pressione del Martellago, prepara il destro da lontano. Time out per noi. Risultati della Coppa Baita: Saviabona 2, Sporting 0, Compagnia 2, Atletico Bassano 3, Don Romeo Martellago 3-2, Milano United 1-1. L'è espulso! Ma non può parlare!
Quinto di movimento lo fa il capitano Nicolò Bartolo, scusate. Nicolò Bartolo, è da ripetere. Bartolo dunque, Bartolo Natale fuori, dentro Natale è avanti questo Natale con Nicolò Bartolo. A fine dell'anno forse mi verranno i nomi, i cognomi giusti dei due Bartolo. Marinello sbaglia l'appoggio, deve tornare Natale tra i pali. Bell'anticipo di Salviato, Marinello che tenta la sua lata, Marinello, Benato, il destro, la deviazione del Rada Jukovic. Attacchiamo col quinto uomo, power play. Nasci, Benato, ancora Nasci, Marinello, Nasci mena fuori, sbaglia, porta vuota, il tiro è alto. Non c'è la pressione del Don Romeo, possiamo giocare liberi adesso. Salviato, Nascim Ben. Benato, ancora il possesso palla, Nasci, Benato. Tentativo di imbucata, Benato. Carica il destro, chiuso, regaliamo un buon pallone. Nascim bene, possiamo giocare. Benato, Marinello, Benato, cambia lato, lasciamo la porta vuota. Nascim Ben di testa, Nascim Ben di testa. Poi si gira molto bene il loro numero 6. Proviamo a ripartire, ci guadagniamo una rimessa laterale. Salviato, Nasci, Bartolo, Nasci ben, spara alto. Rimane Bartolo tra i pali, il tiro, Bartolo, parata, Bartolo. Anche l'altro Bartolo para, anche l'altro Bartolo. Schiavo il tiro e ci mette la mano, no, non c'è calcio d'angolo, sembrava angolo. 1 minuto alla fine, Favaro prova ad andare via, rimessa laterale per loro. Fedeli, lancio lungo, nulla da fare. Ripartiamo ancora col portiere in movimento a 30 secondi dalla fine. Favaro, Nascim Ben, ancora Nasci, Marinello, Salviato, pallone completamente sbagliato, time out per i locali.
La gara è finita, in questo momento ci sarà solo recupero per i time out. In avanti il Don Romeo per 3-2. Gli altri risultati sono Baita Saviabona 2, Sporting Cairano 0, Compagnia Malo 2, Atletico Bassano 3 e Mirano United Borgorico 1-1. Questi dati dal sito tuttocampo.it. Si riparte, 2 minuti da ora, 2 minuti da ora, dice il direttore di gara. Intercetta Salviato, peccato. Dai ragazzi! Pallone regalato adesso al Martellago che ha un'altra chance con Bartolo, portiere di movimento. Favaro, intercettato. Marinello. Bartolo, nasce bene Marinello. Salviato al centro, con deviazione no, rimessa dal fondo. Però portiere siete che brui! E siete che brui portiere, Dio di scuola! Se ne va al primo minuto di recupero. Marinello subisce il fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione. Salviato sul punto di battuta. Finisce Baita Saviabona 3-0. Salviato. Marinello. La conclusione, salvataggio sulla linea. Incredibile. Incredibile salvataggio sulla linea. È scaduto anche l'ultimo minuto di recupero. Fa giocare il direttore di gara l'ultima azione, vediamo. Marinello, Nasci, finisce il primo complimenti e in bocca al lupo. Una buona serata, in bocca al lupo.